Allora, le avevo portato via un po' la parola, i giovani, c'è anche un episodio che però sì, mi è piaciuto che stava raccontando. Sì, raccontavo che 15 giorni fa, in occasione del Ponte di Ognissanti, ho organizzato, come ormai insomma è tradizione, e ho portato i diciottenni che nell'anno appunto hanno raggiunto la maggiore età, li ho portati in visita a Roma con il, le visite tradizionali e poi l'incontro con la partecipazione all'Angelus del Papa la domenica e la visita al Senato della Repubblica il sabato mattina, la visita guidata, molto bella, molto interessante. Sì, ecco, e anche nella diversità, diciamo, della gestione di questi grandi immobili così sontuosi, così ricchi, così. Ecco, mi ha colpito che appunto ragazzi di 18 anni, quindi insomma appena raggiunto la maturità, se vogliamo ancora un po' maturi o comunque sotto certi aspetti ingenui, così hanno notato la differenza e anche se vogliamo la disparità tra i luoghi delle istituzioni della capitale e i luoghi delle istituzioni per esempio del nostro comune, del nostro territorio, che sono pur sempre luoghi delle istituzioni, perché io non penso che la sede delle le nostre case municipali siano meno importanti e meno prestigiose del Senato della Repubblica, Ma anzi. al di là di quello, dentro forse è andato qualcos'altro. E dentro c'è proprio una gestione da parte appunto del personale, da parte che lascia molti interrogativi, che lascia. Diciamo pure, no, ci sono Gente che non fa niente uscieri che prendono quanti 6-8 mila euro, adesso non mi al ricordo mese. bene, Tanti con il soldi, suo tanti tavolino, soldi. il telefono e ce ne sono fuori da ogni porta, io ci sono stato e Che non francamente fanno nulla della eh, mattina, si leggono i loro libri. noi questo nei nostri enti non ci sono queste Noi realtà, non solo non non c'è ce l'abbiamo. questo, ma non c'è neanche il minimo che servirebbe per poter lavorare un po' meglio. Ecco, quindi insomma, io parlo per il mio comune, ma insomma penso anche per il tuo sindaco Lusciere, non sapeva neanche cosa sia. Ma Sapete che Ecco, un sindaco che spegne i lampioni e non li accende in vie residenziali molto abitate può essere denunciato per interruzione di pubblico servizio? sì, è la questione delle razionalizzazioni delle risorse, quindi sono arrivati al mio comune da 450 mila euro di trasferimenti nel 2009 siamo a 270 mila euro. Perché dovete E, versare tutto a e Roma. molti sindaci hanno iniziato a spegnere i lampioni, a chiudere gli asili nido e quant'altro. Io quest'anno mi sono salvato, ho fatto una cosa, e sono il primo sindaco del Veneto, non Si chiama di d'Italia. finanza creativa, immagino. Finanza creativa. Ah beh, niente di creativo. Allora ho detto dove posso andare a prendere io i soldi senza andarli a prendere nella tasca dei cittadini? E ho applicato un regolamento, un vecchio regolamento di una legge del codice della strada, nuovo codice della strada del 94, e ho applicato il canone non ricognitorio, che Cioè? fa pagare il canone alle aziende dei sottoservizi che utilizzano il suolo demaniale. Quindi vado a prendere i soldi in tasca a quelle società che fanno business con il nostro territorio. E si parla che va da 2,8 euro al metro lineare delle reti gas, dell'Enel. Che quindi devono sborsare dei soldi a voi comune. Devono pagare, se abbiamo 20 km di rete gas, devono pagare 20 km di rete gas per 2, 4 euro, 5 euro che stabilisce la giunta comunale in base al regolamento, legge. Non sto parlando di ipotesi, di idee. Inapplicata. In Italia, inapplicata. Perché inapplicata? Perché molto probabilmente quando è uscita questa norma che ti permetteva di applicare questo regolamento, e queste società, specialmente le società d'ambito del consorzio di bonifica piuttosto del consorzio dell'acquedotto e quant'altro, erano dei contenitori che nascevano con uno spirito diverso ed erano veramente il fare insieme una cosa. Poi con gli anni queste società qua sono diventate troppo forti, sono lontane e non garantiscono solo quello che dovrebbero garantire, ma hanno dei costi esagerati, il direttore da 250 mila euro, Certo, sì, sì, eccetera, sì, sì. eccetera. Fanno delle asfaltature quando non dovrebbero fare asfaltature, dovrebbero magari semplicemente mettere a posto le reti e quindi sprecano soldi, allora bisogna rimetterli un po' in ordine. Allora io sono andato a prendermi i soldi facendo un'indagine in tutti i sottoservizi perché devi essere preciso, tu hai questi sottoservizi, nel bene demaniale comunale, tu mi devi pagare il canone. Quindi sono entrato qualche Ho soldino messo 120 mila euro, che sono serviti per. che sono serviti per far quadrare il bilancio, se no avrei dovuto chiudere l'illuminazione pubblica con le conseguenze del caso, perché devo togliere i servizi, oppure aumentare le tasse.
però non me la sono sentita perché aumento le tasse, aumento l'IMU, tra l'altro c'è da ridere perché lo Stato sta utilizzando, una delle poche cose che sa fare ultimamente è toccare le tasse dei comuni. L'articolo 119 della Costituzione darebbe autonomia finanziaria ai comuni. Infatti. Sono tasse nostre, decidiamo noi come applicarle e quanto applicarle. Perché se poi in un comune, ci sono comuni, adesso magari forse anche il vostro esempio, non lo so, ci sono aziende, sì, da voi mi pare che un'azienda grossissima ha chiuso, no? Lì ti trovi che la maggior parte dei cittadini che sono disoccupati, il che vuol dire impazzire, sta succedendo in moltissimi comuni dove si sono creati comuni residenziali, no? Perché vicino c'è una grossa realtà aziendale, progressivamente la gente quando può compra casa lì e quindi il comune si arricchisce anche quando le cose vanno bene, però quando le cose vanno male il comune diventa assolutamente un danno sociale. E allora c'era un messaggio che commentava un po' quanto avete detto, che le cose pubbliche sono dei cittadini, forse questo concetto non è chiaro, sembra invece che siano dei politici che le amministrano. Sì, infatti. Quindi è stata colta un po' questa differenza che è molto rilevante. Ecco qua, un altro messaggio ancora, stanno arrivando continuamente, lì sta il problema dei politici, per cui i politici sono un problema, sono convinti che l'Italia appartenga a loro, strade, paesi, case, soldi dei cittadini. Di fatto, come avviene l'amministrazione, molti hanno questa impressione qui. Un'altra questione, no, anzi le chiedo all'Alfano, c'è stato Alfano, chi di voi due mi vuole commentare quanto ha detto? Prego, sì. Guarda, io non ci sono stato, ho semplicemente letto che cosa ha detto sperando che sia corretto quello che ho letto. Mi sembra abbia detto che questo governo è il male minore. Alfano, noi non abbiamo bisogno di mali minori, abbiamo bisogno di medicine. Abbiamo bisogno di medicine perché questo organismo, specialmente lo Stato, è malato. Quindi abbiamo bisogno di medicine. I mali minori noi non e servono. velocine anche, tra l'altro. E anche veloci, sì. Con effetti. Infatti. Ultima questione, siamo già in chiusura. Il problema di stare in unione, qual è il principale problema secondo lei in unione dei comuni? Il problema è strutturare bene i servizi per i cittadini, questo è il principale problema. Secondario, ma comunque di altrettanta importanza, la gestione dei conti. Dei conti, quindi questo può essere attuata se diventa una via obbligata anche nelle vostre realtà? Se sarà una via obbligata, noi per il momento insomma, non possiamo sottrarci ai doveri della legge, se sarà una via obbligata, però io sono convinto che lotteremo fino all'ultimo per mantenere la nostra identità e per mantenere il volto che ha caratterizzato il nostro comune fino adesso e che io vorrei lo caratterizzasse per il futuro. Concorda? Niente, io dico semplicemente, cari commissari che vi state preparando per venire nei comuni, e siccome noi non siamo alchimisti e non riusciamo a trasformare la pietra in oro, venite, insegnateci come si fa. Ma quanto ci costa un commissario? Ma non oso neanche immaginare. Esatto, infatti volevo anche pensare a questa cosa qua. Allora, grazie ai nostri rappresentanti dell'ANCI del Veneto, sindaco, assessore, di essere venuti qui con noi, a voi grazie di averci seguito, di aver partecipato. Naturalmente se avete osservazioni, quant'altro, scriveteci, avete visto abbiamo aperto ormai da più di una settimana la nostra mail, alcuni infatti ci hanno già scritto e li ringraziamo, TV7 in numeretto con voi, @triveneta.tv. Io aspetto le vostre mail. Martedì prossimo, come sempre, avremo il nostro talk show serale. Grazie ancora e buon fine settimana. Arrivederci. Arrivederci.